Ci sono delle opere che sono salvate, che vanno ovviamente salvaguardate. La chiesetta Protti è una di queste, ma ripeto, dalle carte che io avevo in mano non è mai stata messa in discussione. Così il sindaco di Longarone il giorno dopo la protesta di Giovan Battista Protti, volta a salvaguardare un sito nella tenuta di famiglia che è simbolo e memoria del Vajont. La memoria va salvaguardata, vanno salvaguardate i superstiti e i sopravvissuti innanzitutto e va salvaguardato il loro dolore. Questo è il punto di partenza. ANAS ieri in una nota ha precisato che i lavori non interessano la chiesetta di Faè, le relative fondamenta né i resti della vecchia casa di proprietà dell'avvocato Giovanni Battista Protti, ma ha anche aggiunto che il MIBAC, pur riconoscendo il valore testimoniale del complesso immobiliare, non ravvisa elementi sufficienti a giustificare un provvedimento di tutela del luogo come richiesto dalla proprietà e quindi in attesa di vedere il progetto definitivo del primo stralcio dei lavori, che ha un valore di 80 milioni di euro, la battaglia di Protti continua. Le tempistiche progettuali sono già fissate. Entro il mese di settembre partirà la rotonda di Fortogna e questa sistemazione di questo snodo del Quattro Valli con un piccolo allargamento della curva che dovrebbe, ripeto, lambire o toccare comunque praticamente nulla di quello che è il sagrato di quelle fondamenta che sono rimaste dopo il disastro del Vajont. Agguerrita la minoranza consigliare di Longarone, che annuncia un'interrogazione sulla viabilità futura che riguarda il comune, che nel giro di pochi anni potrebbe vedersi scorrere di fianco la circonvallazione, poco più in là la bretella che dall'uscita della A27 a Pian di Vedoia condurrebbe fino alla galleria di Termine di Cadore. Questo è il grande obiettivo per risolvere una volta per tutte questo punto nero della viabilità del nostro territorio.